Fiato alle trombe. 18 maggio 2017. Muore a 83 anni Daniele Piombi. Nato a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna, manifesta la sua passione per lo spettacolo già durante gli studi universitari, esibendosi in riviste studentesche. Il suo esordio televisivo avviene nel 1955 con il programma Viaggiare e prosegue con la conduzione di molte manifestazioni canore, come il Cantagiro, un disco per l'estate e l'edizione 1967 del Festival Bar. Autore e conduttore televisivo e radiofonico, lega il suo nome al premio Regia Televisiva, da lui ideato nel 1961. La manifestazione, nota anche come gli Oscar della TV, vede la sua conduzione per ben 55 anni e contribuisce a renderlo uno dei volti più apprezzati dal pubblico, grazie anche al suo stile sobrio, elegante e garbato.